Messaggero Veneto di qualche giorno fa. Politici caccia agli incarichi. Molte volte nei partiti viene detta una frase che la dice lunga sulla filosofia spartitoria di questi posti. È un uomo che ha dato tanto al partito e allora è giusto dargli un riconoscimento nominandolo in un ruolo degno del suo passato politico. Se poi si è preparato per occupare quel posto è del tutto secondario. Ecco alcuni esempi. È successo quasi un anno fa a Udine. Il segretario provinciale udinese di Alleanza Nazionale, Renato Carlantoni, come vedete faccio nomi, per dare le dimissioni da segretario provinciale ha dettato le proprie condizioni al plenipotenziario di Alleanza Nazionale friulano, il senatore Giovanni Collino. Nel documento pubblicato dal Messaggero Veneto c'erano delle clausole incredibili. Ad esempio la numero 2 così recitava: nomina presso organo esecutivo di una partecipata, quindi pubblica, con adeguato riconoscimento economico. La numero 4 poi diceva: se Tarvisio va sotto i 5.000 abitanti, Carlantoni era candidato sindaco per quella cittadina, con diminuzione, va sotto i 5.000 abitanti con diminuzione dell'indennità di carica, voglio una presidenza di nomina regionale con adeguata gratificazione economica che possa compensare il minore introito. Il senatore che possa compensare il minore introito l'ho detto io. Il senatore Collino, dopo che la stampa ha fatto uscire questo accordo, ha replicato così: quegli appunti li ho richiesti io, ho sbagliato io a fargli scriverli e lasciarli in giro. Il suo problema è che questa porcheria doveva rimanere segreta. Questo era il problema di Collino. Per completare l'informazione devo dire che poi Carlantoni si è dimesso e oggi è sindaco di Tarvisio e non so dirvi se Tarvisio è sotto o sopra i 5.000 abitanti. In un paese serio, Collino e Carlantoni, dopo essersi scusati con i cittadini, si sarebbero dimessi da tutti i loro incarichi pubblici e se ne sarebbero andati a casa. Ma forse sono un sognatore. Altro esempio dove l'appartenenza partitica è più importante della capacità professionali è stata la nomina presidente dell'aeroporto del Friuli Venezia Giulia di Ronchi dell'ex presidente della provincia di Pordenone Elio De Anna. Non credo che il suo curriculum e medico di base fosse stato dato per quel ruolo, tra l'altro con un'indennità mensile di quasi 5.000 euro appunto al mese. Altro esempio è la recente nomina dell'ex assessore regionale Walter Santarossa a presidente dell'INSIEL, una partecipata regionale di informatica. Santarossa è un avvocato, probabilmente avrà delle capacità professionali di aziende di informatica a me sconosciute. Comunque sia, per quell'incarico è previsto uno stipendio di 150.000 euro annui. Santarossa ha detto che si decurterà lo stipendio, chissà forse del 10, del 20, del 30%. Bene, bravo. Però c'è un piccolo particolare. 150.000 euro erano lo stipendio quando il presidente dell'INSIEL era anche amministratore delegato. Ora invece il ruolo di amministratore delegato è coperto da un altro manager che riceve come compenso 150.000 euro annuali. Per cui Walter Santarossa dovrebbe dimezzare il suo stipendio e quello dell'amministratore delegato per non aumentare i costi. Questo è un esempio lampante su come suoni falsa la volontà di tagliare i costi della politica della Giunta Tondo. Hanno cancellato il tutore dei minori, il difensore del civico regionale, dicendo per tagliare le spese e poi fanno queste scelte. A suo tempo, come responsabile regionale di Italia dei Valori, avevo fatto una proposta di legge alla maggioranza di centrosinistra che governava allora, per moralizzare appunto queste situazioni. Ricordo che Illy era interessato alla mia proposta. Sicuramente i partiti un po' meno. Il disegno di legge era formato da 2 commi che girerei volentieri alla Giunta Tondo sperando abbia miglior sorte, ma non mi faccio illusioni. Sintetizzo il progetto di Italia dei Valori. Il primo comma vieta ai parlamentari, ai consiglieri regionali e ai consiglieri provinciali di cumulare le indennità derivanti da nomine di cariche pubbliche. Quindi possono essere nominati presidenti di ATER, presidenti di enti fiere, ma non riceverebbero nessuna indennità per questi incarichi. Il secondo dice che nel caso di più incarichi, all'amministratore nominato spetterà una sola indennità, quella ovviamente a lui più favorevole. Per le altre solo un eventuale gettone di presenza. Come è evidente, con l'approvazione di questa legge i politici che ricoprono diversi incarichi pubblici potranno continuare ad occupare quelle poltrone, ma non riceverebbero più tutte le prebende ora previste. Accetto scommesse che ci sarebbero molte rinunce.
togli l'interesse economico e come per spirito e come per incanto ai politici politicanti verrà a mancare quello che loro chiamano spirito di servizio. Arrivederci a mercoledì prossimo.